Buongiorno a tutti, eccoci qua anche oggi nella nostra diretta. Vi do il benvenuto nella nostra diretta di oggi. Ho ritardato un pochino l'orario per motivi tecnici, perché immaginerete bene che oggi è stato il nostro primo giorno di rientro, quindi abbiamo deciso di posticipare un pochino l'inizio della nostra diretta. Io vi saluto come tutti i giorni, appena cominciamo ci intratteniamo un pochino in modo che permettiamo di connettersi. Adesso vediamo un attimino se qualcuno mi dà un feedback che si sente l'audio, ma io credo di sì, quindi io comunque nel frattempo vi parlo. Ok, perfetto, mi dicono che è tutto a posto. Allora, intanto chiacchieriamo un po', proprio perché diamo sempre comunque un pochino di tempo a chi ci segue di collegarsi e di ricevere le notifiche a chi si è iscritto alle nostre rubriche. Allora, com'è andata oggi? Oggi era questo famoso 4 maggio, siamo ritornati alcuni alle loro attività, altri non ancora, si stanno organizzando, quindi è stato insomma un giorno per tanti emozionante, perché siamo un po' ritornati alle nostre piccole quotidianità, anche se con comunque delle limitazioni. Noi oggi ci siamo occupati appunto di dare il riavvio all'agenzia, le ragazze erano giù, hanno sistemato le ultime cose e quindi niente, via, insomma ci stiamo ritornando piano piano a quello che era la nostra vita di prima, quindi speriamo di poter ognuno di noi piano piano riacquistare tutte quelle piccole cose che sono sicura ci sono mancate. Va bene, allora io intanto aspetto ancora un pochino e saluto la Serena, saluto Stefania, Tiberio e quindi partiamo, direi che partiamo, man mano che poi si collegano altre persone, magari cerchiamo di dare una linea comune in modo che torniamo indietro. Allora, siamo alla nostra terza rubrica, il nostro terzo giorno sulla locazione. Nelle 2 giornate precedenti di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di qualità e abbiamo parlato di tempo. Vi ho detto che tutti questi 2 elementi facevano parte però di un processo molto più ampio, quindi abbiamo analizzato con degli esempi che vi ho raccontato la mia esperienza personale, l'esperienza di Roberto, anzi ieri c'erano i 2 ragazzi che hanno preso la casa collegati, che infatti mi hanno salutato e gli ho anche risposto, sono stata molto contenta che ci fossero. Questo è testimonianza appunto che tutto quello che vi raccontiamo è tangibile, visibile e realmente vissuto nella nostra agenzia. Quindi vi dicevo, abbiamo parlato di qualità, abbiamo parlato di tempo, li abbiamo analizzati, abbiamo cercato di capire che influenza hanno la qualità e il tempo nelle locazioni. Ma cosa vi ho scritto oggi nel corpo della nostra rubrica? Vi ho scritto che oggi avremo parlato di 5 pilastri, ok? Io direi che ce ne sono anche di più, però possiamo andare a definirne 5 che sono molto importanti per tenere in piedi una locazione ottima, ok? Perché vi ho definito pilastri? Perché voglio uscirvi un pochettino da quello che è il tema della locazione, per darvi un input di perché è importante capire che cosa significa rispettare dei processi e che cosa significa capire che una cosa, un'azione è legata a un'altra per arrivare a un risultato. Vi faccio un esempio banalissimo. Se voi dovete risolvere un problema di salute, andate dal medico. Il medico vi fa un'anamnesi, vi chiede delle informazioni, controlla quelli che sono i vostri sintomi, glieli raccontate, dopodiché lui vi dà una cura. Magari vi dà una cura dove vi prescrive mezzogiorno, sera, al mattino, 2 pastiglie, 3 pastiglie, vi consiglia dell'attività fisica, ok. Quindi vi dice di fare un percorso per arrivare ad avere di nuovo la vostra salute. Ma se voi saltate anche singolarmente quello che è un passaggio che il medico vi dà, quindi vi dimenticate di prendere la pastiglia della sera, la prendete in ritardo, non fate l'attività fisica, magari mangiate sregolato, capite bene che tutto questo processo non porta al risultato che è desiderato. Quindi questo è quello che significa saltare degli step. In quel caso la colpa non è della cura o del farmaco in sé che non funziona, è che non abbiamo seguito bene tutti quelli che sono gli step. Oppure vi faccio un altro esempio, una cosa proprio banalissima che mi è capitata a me. Io ho un bellissimo pergolo in giardino di uva fragola che è meraviglioso. Nel corso del tempo si è ingrandito veramente a dismisura. Ok,
mi avevano consigliato di rafforzarlo, di mettere dei pali e tutto un po'. Ne abbiamo messi meno rispetto a quello che erano i pali previsti e purtroppo quest'inverno durante uno delle mareggiate, tutto quello che ha fatto qui con questo tempo, c'è stato un tempo incredibile, chi vive qua a Spezia lo sa, ci sono state delle allerte pesanti, è venuto giù tutto. Ma la colpa non era del pergolo, la colpa era del fatto che per quel tipo di situazione andavano messi tot pilastri con tot situazioni ogni tot metri, che non è stato fatto, e quindi il risultato è stato che è crollato tutto, nonostante che di pilastri comunque ce ne fossero almeno 3, 4, 5, non bastavano. Ecco per quale motivo torniamo indietro e vi dico che ogni situazione, per arrivare ad ottenere un risultato, deve rispettare una base forte, e la base forte nelle locazioni dove la andiamo a individuare? La andiamo a individuare nei pilastri di cui parliamo oggi. Allora, io ve li ho già elencati tutti nel corpo della rubrica, se li avete letti sapete già di che cosa parleremo, se non li avete letti direi che possiamo cominciare dal primo pilastro. Allora, il primo pilastro delle nostre locazioni è la sistemazione interna dell'appartamento. Se io sono un proprietario di casa e voglio decidere di mettere in affitto casa mia, se vi ricordate di questo argomento ne avevamo già parlato a grandi linee, ne abbiamo parlato nel momento in cui vi ho raccontato la mia esperienza personale quando ho deciso di mettere in affitto casa mia. Ma andiamo un attimino un po' più nel dettaglio oggi, magari mi sentirete parlare anche di qualche termine un pochino più tecnico, cercherò di non usarli e cercherò più che altro di trasferirvi i concetti, ok? Comunque se ci fosse qualcosa che non mi seguite mi fa piacere che nei commenti magari me lo scrivete, se riesco a vederli in tempo reale io vi rispondo, se altrimenti non riesco magari a rispondervi subito perché preferisco darvi contenuto oggi piuttosto che magari vi rispondo comunque dopo alla fine della diretta. Allora, sistemazione interna. Vi ho detto che anch'io mi era capitato di dover decidere di affittare casa mia. Quale può essere un'altra situazione dove decidiamo di mettere in affitto la casa? Magari purtroppo abbiamo avuto una situazione, come è capitato a tanti clienti, che la nonna anziana si deve magari trasferire perché va a abitare con i genitori in modo che la possano assistere, o comunque va a abitare con dei parenti, magari si libera la casa, ok? Oppure mi devo trasferire per lavoro, quindi devo obbligatoriamente cambiare la mia città, magari io avevo una casa di proprietà, mi devo trasferire definitivamente, non la voglio vendere per una serie di motivi, quindi la devo mettere in affitto. Oppure, come è capitato a me, magari vado a convivere, cambio la situazione abitativa, non voglio vendere casa mia perché comunque ho fatto un investimento e quindi faccio una serie di valutazioni. Dov'è la base di partenza? La base di partenza è che quell'immobile, se non è nuovo, è già stato comunque vissuto da delle persone, è stato abitato per tot anni. Quindi la sistemazione interna è il primo passo che noi dobbiamo fare se vogliamo mettere una base solida per la nostra locazione. La sistemazione interna, intesa come la vedo intendere a volte da dei clienti o da immobili che magari vado a vedere, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ma entriamo nel dettaglio. Prendiamo l'esempio tipo magari dell'immobile dove abitava la nonna che vogliamo metterlo in affitto, ok? Spesso e volentieri mi è capitato di sentirmi dire: guarda, c'ho la casa di mia nonna, si è liberata, vorremmo affittarla, ok? Questo è proprio l'esempio lampante, io vi sto dando degli esempi pesanti per farvi capire dove dobbiamo intervenire, però poi magari dopo cerchiamo una linea generale. Se io è chiaro che ho la casa della nonna, vorrà dire magari che quell'immobile lì è un pochino datato, ma non vuol dire, però può essere. Come può essere magari che nel corso del tempo qualche piccola manutenzione è stata fatta, ma non nel dettaglio. I mobili sicuramente non saranno all'ultimo grido se era la casa della nonna, perché sicuramente la nonna si trovava più a suo agio con un mobilio un pochettino più datato rispetto a quello che vediamo oggi nel mercato, comunque nelle riviste di arredo. Quindi vuol dire che in questo caso andiamo ad intervenire su quello che è l'aspetto generale, ok, dell'immobile, quindi mobilio, andiamo a vedere se ci sono delle carte da parati, spesso e volentieri ci sono quei tendaggi pesanti, quindi in questa situazione qua la sistemazione interna della casa va fatta in maniera generale. Se invece mettiamo
che abbiamo un inquilino che è uscito, avevamo già una casa affittata, l'inquilino esce magari dopo 8 anni perché finalmente si compra casa, perché gli è nato un figlio e gli serve una casa più grande, andiamo a vedere come sono le condizioni interne, che cosa intendo anche qui per sistemazione della casa. È normale che ci sono delle situazioni dove una persona vivendo in casa magari si è sporcato il muro, si dice proprio deperimento d'uso, ok? Quindi le porte sono state aperte e chiuse, le finestre sono state aperte e chiuse, magari sono 8 anni che ce l'avamo in casa, un 4+4, 5 anni con un 3+2, quindi magari sono passati anche un po' di anni. Quindi che cosa consiglio con la sistemazione interna? Consiglio che se all'immobile della nonna lo svuotiamo completamente di tutti i mobili che ci sono e piuttosto valutiamo di reinserirli, ma poi casomai vediamo dopo in un altro pilastro la parte quella proprio dell'arredo, che è il pilastro che vedremo dopo. Se invece è una casa che era già abitata da un altro inquilino, andiamo a verificare che funzioni tutto, quindi guardiamo lo stato delle pareti, guardiamo gli elettrodomestici, forno, frigorifero, se funziona tutto, guardiamo le finestre, guardiamo le tapparelle, se ci sono le tapparelle, guardiamo gli infissi esterni, se invece ci sono non le tapparelle ma ci sono le persiane. Insomma, dobbiamo veramente andare ad analizzare tutto. Esuliamo da quello che sono le condizioni di come ce l'ha lasciato, perché non è l'argomento che ci interessa oggi. Noi stiamo partendo da zero nel mettere il nostro pilastro per una locazione perfetta, ok? Quindi lasciamo perdere che sono tutte cose che me lo doveva pitturare, non me l'ha pitturato, non ci interessa a noi in questo momento. A noi ci interessa capire qual è il pilastro fondamentale che dobbiamo mettere alla base. Quindi abbiamo fatto il nostro sopralluogo, abbiamo guardato la pitturazione, se c'è da rinfrescare, se c'è da ritoccare completamente le pareti, ok? Perché ci sono delle situazioni dove una pitturata vi garantisco che non basta, perché sarebbe solo un rattoppo, quindi è proprio opportuno rimettere mano ai muri e agli intonaci, guardare le porte, guardare i pavimenti. Non vi dico di ristrutturare, perché vi garantisco che non serve ristrutturare, a volte basta solo valorizzare, perché anche se noi abbiamo un pavimento vecchio in terra, un pavimento come quelli che a tanti non piacciono, vi garantisco, e qua vi verrà in aiuto una persona che domani avrete anche modo di conoscere con le nostre collaborazioni, ci insegna come valorizzare un pavimento che magari è la vecchia graniglia che a noi non piace. Ci sono delle graniglie che nonostante tutto con una bella pittura, un bel colore possono tranquillamente essere valorizzate senza essere completamente cambiate. Le porte, se noi abbiamo comunque delle porte vecchie, quelle vetro e legno, capite bene che non sono di molto appeal oggi, ma 5 porte vi garantisco che se non sono delle porte fuori misura, sono delle porte standard, una porta bianca semplice pulita con 200 euro riuscite a cambiarla. Quindi non andiamo a vedere fondamentalmente i costi che dobbiamo sostenere, perché io non vi sto dicendo ristrutturare la casa quando vi parlo di sistemazione interna, vi parlo di andare nel bagno, di andare in cucina, guardare il lavabo. Ci sono dei lavabili che veramente hanno 4 dita di incrostazione di calcare, e se è l'inquilino che avevamo prima che non puliva, chi se ne frega, compriamo 50 euro di lavandino, lo mettiamo a posto, magari perché è graffiato, cambiamo il lavabo, e non serve mettere delle cose a volte che siano, basta avere un po' di gusto, basta sapere dove comprare. E se non siete in grado da soli di fare queste cose, magari appunto rivolgetevi a un professionista del settore che sa anche valorizzare le situazioni. Vi posso garantire che ho avuto degli interventi dove con 100 euro abbiamo messo in un bagno veramente un mobiletto, un bagno piccolino, delizioso, carino, l'abbiamo valorizzato magari con uno specchio un po' particolare, e abbiamo risolto veramente un problema di un bagno datato vecchio con quegli specchi che a volte si vedono che sono proprio brutti, ok? Quindi la sistemazione interna, quindi andare ad analizzare tutto quello che in casa noi dobbiamo valutare di cambiare, di togliere il divano vecchio, le porte, le finestre, vi ho detto tutti gli elementi che fanno parte della casa, ok? E questo è il primo pilastro che dobbiamo mettere, e vi riporto alla qualità. Andiamo ad analizzare il secondo pilastro. Il secondo pilastro è la questione arredamento libero da mobili. Lo arrediamo? Lo lasciamo liberi? Ma i mobili ci sono? Che cosa mi conviene fare? Dipende, non c'è una risposta
che io do fissa, perché non è bilocale arredato, quadrilocale libero da mobili, trilocale mezzo sì arredato, mezzo no. No, non c'è assolutamente una risposta che io do per assoluta. C'è una consulenza, c'è un andare a vedere in che contesto siamo inseriti, ci sono tutta una serie di parametri che vanno valutati. Quindi che cosa fondamentalmente vi voglio far portare a casa oggi da questa scelta tra il libero da mobili o l'arredato? Se noi abbiamo un immobile piccolo, un bilocale, come ad esempio era il caso di casa mia, e non era un appartamento grande, lasciando perdere che il mio appartamento era già arredato perché ci abitavo io, ma non vi nego che quando io l'ho messo in affitto, sapendo e cercando la persona giusta a cui la volevo dare, mi sono detta però aspetta, questa cosa la tolgo. Io ci stavo anche lavorando in quel momento lì in casa, quindi avevo un mobile con il computer, in cucina avevo 2 mobili dove magari tenevo le cose contabili perché avevo la sede legale in casa, ma non andava bene per comunque una persona che volevo mettere io, che non lavorasse in casa perché comunque gli spazi erano più ristretti. Quindi preso, tolto, quindi sistemato in quel momento lì il mobilio utile, cercando di dirigermi su quella che era la persona che io volevo in casa mia. Quindi l'arredato bisogna valutarlo in base anche alle dimensioni a volte della casa, a chi sarà l'inquilino che verrà a vivere quella casa. Quindi non c'è questa legge generale. L'arredato solitamente io lo propongo sempre quando comunque andiamo a rivolgerci a un mercato dove ci sono delle locazioni transitorie, quindi persone che si trasferiscono per lavoro. È normale che hanno bisogno di un arredo in casa, non si portano il loro letto o la camera, o per starci un anno magari il mobilio se lo comprano. Magari potrà essere che inseriscano qualche elemento in più, però difficilmente si portano dei mobili dietro, ok? Il discorso cucina. Il discorso cucina anche lì vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché tante volte la cucina c'è, però è una cucina molto datata. Quindi parliamoci sinceramente, oggi se non vogliamo avere una cucina della Berloni, con poco, magari riducendo le dimensioni, perché un tempo usavano le cucine da 8 metri, 6 metri, dove c'era la possibilità di mettere su 4 pareti, c'erano credenze, c'era di tutto. Parliamoci chiaramente, oggi con 2 metri di cucina, se sappiamo ottimizzare bene gli spazi sopra e sotto, per una persona che non vive in casa va benissimo. Ci sono le piastre elettriche da poter inserire, ci sono tutta una serie di elementi che oggi sicuramente ci aiutano. Anche lì, come vi ho detto prima, va saputo però fare questo lavoro, se no altrimenti pensiamo che ci vogliano 10.000 euro quando in realtà si tratta di valorizzare uno spazio. Abbiamo inserito in una cucina dove c'erano 1,52 m a disposizione, che voglio dire, quella che c'era prima veramente, avete presente quando ci sono quei lavabili di vecchi dove c'era solo il marmo, poi la lavatrice staccata, cioè 1,50 m avevamo a disposizione, è venuta una chicca con un falegname fatta su misura, anzi lo saluto, ciao, perché sai di chi parlo, ma non ve lo svelo adesso chi è perché ve lo voglio presentare e ve lo presenterò, perché fa dei lavori eccezionali. Quindi anche qui siamo intervenuti in questo senso, quindi l'arredato va strutturato, va considerato quando è il caso di farlo oppure no, oppure valutare il libero da mobili. Se noi abbiamo avuto ad esempio, come dicevamo prima, l'immobile della nonna, ok? E abbiamo già investito per lo svuotamento, e anche qui vi voglio mettere in guardia, attenzione a chi vi rivolgete per fare gli svuotamenti. C'è il penale per quanto riguarda lo svuotamento, quindi rivolgetevi o a delle persone che sanno come fare gli svuotamenti o rivolgetevi comunque a persone che sono autorizzate a farlo, perché anche lì purtroppo ne ho sapute di situazioni un po' al limite. Quindi non guardate sempre solo i soldi di quello che spendete nello svuotamento, ma guardate a chi vi state rivolgendo e abbiate la garanzia che quei mobili vengano smaltiti nel modo corretto. Quindi abbiamo l'immobile della nonna, magari è un bel 4 vani, 5 vani, perché si sa le nonne avevano sempre la famiglia a casa, quindi generalmente hanno sempre le case grandi. In questo caso possiamo valutare un libero da mobili, ok? Un libero da mobili perché magari il nostro immobile va benissimo per una famiglia, la nonna probabilmente non avrà modo di dover ritornare in quella casa, quindi ci possiamo anche impegnare per affittarlo per lungo tempo, e in quell'immobile lì magari è la famiglia
la situazione adatta. La famiglia che magari ha gusto nel volersi arredare la sua casa come vuole lei e quindi cerca un libero da mobili, o perché magari ha avuto un altro figlio, gli serve una camera in più, quindi ha già comunque la base dei suoi mobili e intende solo ed esclusivamente trasferirli, o magari la coppia che va a convivere non vuole comprare casa perché non vogliono fare mutui, quindi decidono di avere già una base degli immobili, lo prendono in affitto e magari preferiscono spendere di più e arredarselo come vogliono loro. Quindi anche questo spazio qui siamo andati a cercare di capire come gestirlo. Quindi il libero va gestito in un certo modo, l'arredato va gestito in un altro modo. Una cosa importante nel libero da mobili è: non dimenticatevi che quando si tolgono i mobili diventa proprio fondamentale lì sistemare la pitturazione, perché capite bene che dietro un mobile che magari sono 10 anni, 20 anni che è lì, c'è l'alone. Nel momento in cui vado a togliere la cucina, poi magari un domani vi pubblico anche un tutorial di come si pulisce la cucina, perché mi è capitato di farlo e l'abbiamo registrato, quindi vi metterò anche magari come si pulisce una cucina nel momento in cui togliamo i mobili, perché se non lo fate fare ad altre persone, volete farlo voi, vi garantisco che con quella tecnica lì è eccezionale, perché si fa molto meno fatica e si ha comunque un buon risultato. Dietro i pensili della cucina, se li andiamo a togliere, ci sarà comunque il grasso, anche la dea della pulizia migliore del mondo, però purtroppo i mobili dopo un po' di anni fanno questa situazione qua. Quindi mi raccomando, nel libero da mobili valgono comunque i discorsi che abbiamo fatto prima sulla sistemazione interna, sulla pulizia e sulla pitturazione, ok? E magari, ripeto, valutare in base alla singola situazione se inserire almeno solo la cucina. La cucina spesso e volentieri è una cosa che le persone, anche chi chiede il libero da mobili, richiedono che ci sia, perché comunque capite bene che la cucina è quella che incide di più sulla scelta del mobilio. E quindi questo è molto importante anche qui valutarlo in base alla singola situazione. Adesso vi passo al terzo pilastro. Il terzo pilastro è il target di cui abbiamo parlato, quindi noi andremo sul mercato a trovare il giusto target del nostro cliente in base all'oggetto che noi abbiamo in mano. Ma questa parola un po' così difficile che sentiamo dire da questi agenti immobiliari, il target di riferimento, magari uno dirà: ma cosa vorrà dire sto target di riferimento? Ve lo spiego in parole molto semplici e vi faccio un esempio, come vi ho detto, su casa mia. La mia casa era un appartamento di 2 vani e mezzo, camera, cucina, molto carino, delizioso, grazioso, al secondo piano di una palazzina storica, quindi eravamo pochi condomini, aveva il giardino intorno che era della signora del primo piano, il parcheggio comodo, l'unica cosa che era un secondo piano senza ascensore, inserito in un contesto non proprio periferico, comunque nemmeno centralissimo, quindi anche un po' defilato dal traffico, dove si vedeva anche un po' di verde. Tutte queste caratteristiche, quindi la geolocalizzazione, la tipologia di mobilio che io avevo in casa, la cura che avevo avuto nel sistemarlo, mi hanno permesso di accedere a una certa fascia di clientela. Fascia di clientela vuol dire che se una persona abituata, e questa è una cosa che io dico spesso, a vivere bene, e per intendere intendo dire vivere bene perché vuol dire vivere in un ambiente decoroso, perché magari questa persona che si trasferisce ha già casa sua, è abituata, magari non dico al lusso, per l'amor di Dio, perché io non dico al lusso, dico al decoro. Il lusso poi lo andremo a vedere in un altro argomento, ha un decoro. Quindi era una casa con tutti i mobili uguali, era una casa che aveva una sintonia per quanto riguarda gli elementi che erano inseriti, e quindi questo mi ha permesso ad arrivare a una persona che era referenziata dal punto di vista lavorativo, era una persona comunque che aveva tutte le garanzie perché era da sola, si stava trasferendo per lavoro, sarebbe stata poco in casa, quindi gli andava bene una casetta piccolina, non aveva bisogno di grossi spazi a disposizione, il bagno aveva la doccia, cosa che per lei era fondamentale perché non voleva le vasche. Quindi tutta questa parte qui per quanto riguarda l'accessorio che offre la casa, la tipologia di mobilio, la geolocalizzazione, tutti questi elementi ci servono per andare a fare l'analisi del target. E qua vi riporto ai discorsi che abbiamo fatto nella rubrica di ieri, dove parlavamo di tempo, ok?
ok? Quindi qualità, tempo, sono già questi due elementi, quindi siamo già al terzo pilastro con il target, cosa che è legata sempre, e questo non ve lo dimenticate, a quello che io vi ho raccontato. Quindi quello che vi ho raccontato in precedenza è la messa in pratica di tutti questi pilastri che stiamo analizzando oggi, ok? Quindi casa, sistemazione della casa, scelta della tipologia di locazione libero arredato, target di riferimento. E adesso andiamo invece nella parte noiosa, perché andiamo a vedere quelli che sono gli ultimi due pilastri della locazione. Ahimè, la nostra nazione è fondata, come vi dico sempre io, sulla burocrazia, ma c'è anche quella. Quindi gli ultimi due pilastri, dopo che noi abbiamo fatto tutta la nostra strada di inquadramento, scelta dell'inquilino, non bisogna assolutamente sottovalutare gli ultimi due pilastri di cui andiamo a parlare adesso, che sono la burocrazia e le garanzie. Burocrazia che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi ci siamo scelti gli inquilini, come dico tante volte a delle persone che mi dicono: ah, ma l'inquilino l'ho trovato, ok, ma non bisogna capire solo se quello è l'inquilino giusto solo perché gli piace la casa. Bisogna capire se quello è l'inquilino giusto perché ha le caratteristiche giuste per andare a fare il contratto che vogliamo fare noi, perché ha le garanzie reddituali che vogliamo fare noi e perché la situazione che lui ci propone deve essere in linea con quello che sono le nostre di situazioni iniziali, le nostre esigenze. Quindi cerco di non cadere nel tecnico, ma che cosa comprende la burocrazia? La burocrazia comprende tutto il controllo, l'analisi di tutta la parte documentale, quindi che siano a posto i documenti della persona che va a sottoscrivere il contratto, sia dal punto di vista dell'inquilino che dal punto di vista del proprietario di casa. Vi garantisco che nella mia esperienza mi è capitato di vedere situazioni dove le persone venivano, e per fortuna, avendo noi a monte un controllo molto accurato di queste situazioni, non è mai successo a noi, ma purtroppo in precedenza mi è stato raccontato che quello è un errore che gli è capitato. A volte non era stata portata a termine il passaggio, quindi nella visura camerale, che è un documento che serve a noi comunque per controllare e stilare il contratto di locazione, magari c'era ancora il nome della vecchia intestataria della casa, cosa che invece poi in eredità era andata ai figli. Ma non puoi sottoscrivere un contratto con una persona dove l'intestataria fisica dell'immobile in quel momento magari è deceduta, quindi bisogna fare tutto un processo per mettere a posto anche le carte, oppure controllare che ci siano tutti i crismi per poter andare a sottoscrivere i contratti. Non dimenticatevi che nei contratti proprio ci sono delle parti, possono essere i contratti di locazione che poi magari andremo a vedere in seguito, ok? Quindi ci sarà la rubrica dove parleremo anche delle varie tipologie di contratto. Il corpo del contratto giuridicamente è quello, però bisogna inserire degli elementi, la durata, la località dove è posizionato l'immobile con il foglio e la particella, quindi vanno inseriti dei documenti tecnici, e nel momento in cui questi elementi tecnici vengono inseriti sbagliati, perché quando si procede alla registrazione del contratto bisogna mettere dentro i dati anagrafici, i dati dell'immobile, se ci sono delle pertinenze e che cosa viene inserito nel contratto. Se questa parte qua viene fatta in maniera errata, vi garantisco che dopo sono dolori, perché ci sono gli accertamenti, perché comunque vengono recuperate delle parti che magari sono state inserite erroneamente nel contratto. Quindi la parte della burocrazia vi garantisco che è molto importante. La registrazione del contratto lo stesso, cioè ci sono vari canali. Se voi decidete di farlo da solo, andate all'agenzia delle entrate, vi fate quelle 47 ore di coda, se riuscite tra l'altro ad arrivare al bancone a prendere i numeri, perché a volte arrivate alle 10 e se c'è coda, nonostante che chiudano all'1, non fanno prendere biglietti, oppure dovete rivolgervi a un commercialista o dovete rivolgervi comunque a qualcuno che vi faccia la registrazione del contratto, che comunque ha un costo questo servizio. So che ci sono delle agenzie che si occupano solo della stilatura del contratto ma non della registrazione. Per quanto riguarda noi è un servizio completo che diamo in un pacchetto al nostro cliente, quindi ci occupiamo anche di quella. Quindi avete a maggior ragione una garanzia che la parte burocratica, quindi il pilastro burocrazia, sia assolutamente consolidato, vagliato e garantito anche da un controllo. Andiamo a vedere quello che è l'ultimo pilastro, che sono le garanzie. Che cosa voglio intendervi per garanzie? Quando voi
andate a conoscere un inquilino, innanzitutto spesso e volentieri potete anche essere in una situazione un po' magari di imbarazzo ad andare a chiedere a una persona di farvi vedere quanto guadagna, dove guadagna, le carte, perché vi garantisco che è una domanda anche questa quando si fanno le verifiche delle garanzie, che va saputa fare, cioè va gestita con tatto comunque, cioè bisogna cercare di fare un'analisi anche di quelle che sono le garanzie, che è una cosa che a voi interessa particolarmente, perché poi vi mettete in casa una persona che deve essere in grado di pagarvi l'affitto. Anche questo è un pilastro che non può essere lasciato al caso. Quindi come andare a vedere queste garanzie, cosa sono e come mi tutelo? Innanzitutto le prime garanzie sono sempre le cauzioni. Vi dovete sempre far dare delle cauzioni per quanto riguarda le vostre locazioni. Quindi i discorsi del la verso dopo, te la do prima a metà, ok, va bene, si può anche valutare di farlo, però va fatto con determinate garanzie anche qua, quindi bisogna scrivere nel contratto le modalità con cui verranno erogate, se non contestualmente, bisogna scrivere entro quando, bisogna scrivere tutta una serie di passaggi che diventino appunto garanzia per quanto riguarda noi. Poi bisogna leggere, saper leggere i redditi delle persone, perché non basta sentirsi dire ah guarda io guadagno 1.000 euro al mese e lavoro lì, oppure ah guarda io guadagno 3.000 euro al mese e guadagno là, ok? Bisogna anche sapere un po' tecnicamente valutare quelle che sono le referenze della persona. Poi nel momento in cui abbiamo preso le cauzioni, appunto, che tante persone anche qui dicono ma la garanzia delle cauzioni poi vado via, la lascio lì, no, è una garanzia, quindi vuol dire che questa diciamo somma, che sia da 1 a 3 mensilità, perché questo è un po' facoltà dalle parti scegliere, io magari consiglio sempre le 2 classiche mensilità, magari 3 nel momento in cui ci fosse veramente un impiego importante nel mobilio, nell'accessoristica che viene data in casa, quindi cose da valutare, però si possono arrivare a chiedere fino a 3 mensilità e queste sono le garanzie. Poi un'altra tipologia di garanzia, scusate, anzi mi stava sfuggendo un elemento molto importante. Le cauzioni non dovete assolutissimamente far sì che l'inquilino se le scali ultimamente, gli ultimi 2 mesi, dire tanto hai le cauzioni, scalale. No, assolutamente no, perché quello sono per voi una garanzia, non a saldo della locazione dei mesi. Sono una garanzia, questo è scritto anche nel contratto, se è fatto bene. Quelle sono delle somme che voi potete utilizzare nel caso in cui, quando l'inquilino vi riconsegnerà le chiavi, farete un bel sopralluogo in casa e quello vi metterà tranquilli che sia tutto regolare, che ci sono magari dei piccoli interventi ma dovuti, come vi ho detto prima, al deperimento d'uso. Le cauzioni potete tranquillamente restituirle, ma dopo, non prima. Ho visto delle situazioni di clienti dove mi dicevano io ho anche ridato la cauzione. Non andava data, la cauzione è una garanzia, ok? Una garanzia che vi dovete prendere e che vi dovete tenere finché non avete fatto il sopralluogo contestuale alla consegna chiavi. Un altro tipo di garanzia, appunto, come vi ho detto, oltre che le cauzioni che sono per il vostro affitto, sono i redditi. Se io ho una persona, non stiamo facendo discriminazioni, non voglio fare discorsi che vadano a cadere nel valutare l'impiego economico di una persona, ma io qui devo assolutamente fornirvi del valore per farvi capire come poter valutare le situazioni. Se volete affittarvi casa da solo, magari non siete capaci, io vi sto dando oggi dei grandi consigli, che solitamente tutte queste cose qua le facciamo in consulenza, ma siccome ho piacere di darvi delle informazioni per farvi capire, se volete affittare casa, che cosa assolutamente non dovete fare, perché questi sono gli errori che io vi ho detto nella rubrica su quali sono gli errori da non fare. Ora siamo principalmente negli errori proprio da non commettere, quindi non restituire le cauzioni senza sopralluogo, non valutare una persona solo da quello che dice, ma guardare i documenti reali, valutare che se una persona ha 4 figli, la moglie che lavora e non lavora e ci sta chiedendo un appartamento con tante camere perché c'ha tanti figli, però ne lavora uno solo di persona, ci stiamo addentrando in una situazione un po' problematica dove le garanzie sono poche. Ma non voglio dire che in questo caso noi dobbiamo assolutamente rinunciare alla nostra locazione, perché ci sono altre tipologie di garanzie che possono essere l'intervento di un garante.
l'intervento di un garante, che anche qua vi invito a farlo nella maniera corretta. Il garante va inserito all'interno del contratto, il garante deve firmare il contratto, e non vi nego che in alcune situazioni territoriali l'Agenzia delle Entrate chiede anche il pagamento, nel momento in cui c'è una clausola di garanzia, anche di una quota in più per quanto riguarda la registrazione. Ovviamente questa quota qua deve essere garantito che magari se la paga, oppure può diventare oggetto di magari tra le parti capire se viene divisa per quota pari, se proprio volete quell'inquilino, comunque a regola la dovrebbe pagare chi non ha le garanzie, quindi ha bisogno del subentro di un garante per prendere la casa che vuole in locazione. Quindi inserimento di un garante, ok? Se non abbiamo i redditi che lo supportano, possiamo inserirlo, quella persona diventerà responsabile giuridicamente di fronte al mancato pagamento da parte della persona che si intesterà il contratto di quelle che sono appunto le somme che eventualmente non verserà. Poi ci sono delle altre forme di garanzie, la parte assicurativa. Allora, io non sono un assicuratore, vi rimando sempre a chi fa quel tipo di lavoro magari a capire bene quelle che sono le garanzie che vi possono dare nelle assicurazioni per le locazioni. Scusate che bevo perché ormai siamo in fondo. Poi se no mi rimproverano che bevo poco, ed è vero, brutto vizio questo qua. Questo è un errore da non fare fuori dalle locazioni. Ok, veniamo a noi che stavamo parlando di cose serie. Le assicurazioni per quanto riguarda l'affitto. Ci sono delle assicurazioni, come ad esempio avevo io in casa mia, che garantiscono danni all'appartamento più che danni fisici per quanto riguarda, scusate, non fisici, economici per quanto riguarda il mancato pagamento dell'affitto. Questa è una cosa che potete valutare di fare nel settore garanzie. Fate magari una polizza assicurativa che vi copra nel caso in cui l'inquilino faccia un danno, ok? Se non ce l'ha lui, ci sono delle polizze che costano anche non relativamente tanto, mi sembra che quella che avevamo fatto noi va un pochino in base anche alla metratura dell'immobile, ai rischi che si vogliono coprire, cioè una parte la paga l'inquilino, una parte la paga il proprietario di casa. Mi sembra che la quota che pagavamo noi era sui 240 euro l'anno, ma ripeto, sono polizze piccoline, quindi anche i premi che pagano sono relativamente a un tot di settore di danno, ok? Quindi qua vi parlo più di garanzie per quanto riguarda eventuali danni che possono relativamente essere poi che ricadono sul vostro immobile, ma ci sono anche delle polizze a garanzia di pagamento. Noi vi dico, diffidiamo un po' da questa tipologia di affitto garantito e tutto, perché poi devono sempre, come sapete tutte le assicurazioni, accadere determinate situazioni, accadere determinati parametri, quindi diventa veramente difficile dare una garanzia al 100%, però ci sono sul mercato e nulla ci vieta magari nella particolare situazione di prendere e andare a vedere di che cosa stiamo parlando per quanto riguarda le garanzie assicurative. L'ultima è il non plus ultra, una fideiussione, ok? Ci sono anche le fideiussioni a garanzia, sono molto costose per quanto riguarda l'inquilino, però non vi nego che in una locazione è capitato di parlare comunque di fideiussioni perché era un immobile importante e quindi è stata chiesta comunque una fideiussione a garanzia, a copertura di tutta la parte, di tutta la, diciamo, tutto il canone contrattuale. Allora, io direi che con oggi abbiamo capito tutti quelli che sono i pilastri che devono tenere in piedi la locazione, quindi la scelta precisa del nostro inquilino, le garanzie, le obbligazioni che noi abbiamo dal punto di vista della burocrazia, che vi garantisco che è molto importante, vi può creare problemi un domani, anche per quanto voi ci andrete a pagare le tasse sul vostro immobile. Vi voglio fare gli ultimi due esempi e poi chiudiamo. Se io ho presentato un contratto dove c'è scritto che ho sottoscritto un contratto dove verrà messa la residenza e in realtà l'inquilino quella residenza non la mette, vi recupereranno una serie di cose fiscali relativamente a quello che sono la tassazione che voi dovevate pagare. Invece che agevolata sarà piena, la pagherete come se in casa non ci fosse nessuno in quel momento, la pagherete piena. Oppure andrete magari a dichiarare che quell'immobile lì è destinato in un certo uso e se vi fanno un controllo magari quella situazione lì viene lasciata fuori dal contratto perché non viene inserita per un errore, quindi anche lì ci andrete a pagare l'imposta piena nonostante che invece voi lì l'avevate affittata. Quindi ci sono tutta una serie di ripercussioni
il canone, quando voi andate a definire il canone per quanto riguarda nella stilatura del contratto, il condominio l'avete lasciato fuori, l'avete messo dentro, è compreso di condominio, quindi voi andate a pagare le tasse perché non avete scorporato la parte condominio dalla parte invece quello che è veramente il canone. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno guardate, che vanno controllate per quanto riguarda la burocrazia. Ve l'ho detto, lo capisco, le garanzie e la burocrazia sono diciamo la parte più noiosa della parte contrattualistica, motivo per cui vi dico sempre cercate di affidarvi a dei professionisti, ma dei professionisti che vi dimostrino di esserlo con la competenza e soprattutto che mentre vi parlano, vi sottoscrivono il contratto, vi supportano anche con magari dei fatti scritti o vi supportano magari con la lettura dell'articolo di legge di cui state parlando, quello che state firmando. Leggete i contratti prima di firmarli, cercate di capire se ci sono tutti i parametri. Per il resto è la parte più divertente, invece quella che io dico sempre del mio lavoro, la sistemazione interna, la valorizzazione. Non andate di gusto come vi ho detto ieri, ma non dovete dimenticare mai scusate, non dovete dimenticare mai che per stare in piedi la locazione perfetta deve averli tutti questi 5 pilastri, perché se ne manca uno abbiamo una bella casa ma sbagliamo l'inquilino, non abbiamo scelto il target, abbiamo fatto un contratto sbagliato con l'inquilino, quindi se abbiamo uno screzio l'inquilino ci può mettere in difficoltà. Ecco perché vi parlo di 5 pilastri fondamentali, ma come vi ho detto ce ne sarebbero molti di più. Se poi avete voglia di approfondire, mi scrivete qualche argomento, mi scrivete se avete piacere di parlare di qualcosa nello specifico e io sarò qua con tutta la mia passione nel descrivervi tutto quello che mi chiederete. Mi verranno in mente degli altri argomenti, continuerò a darvi contenuti. Non sottovalutate i contenuti che vi ho dato oggi, perché vi garantisco che tutto quello che vi ho raccontato è quello che noi facciamo in consulenza e vi ho dato veramente 5 pilastri che sono 5 segreti fondamentali per avere una locazione di successo. Io vi saluto, vediamo chi ho collegato ancora. Oh, anche la Gilia si è aggiunta. Ciao Gilia, che non ti ho salutato prima. Quindi io direi che con oggi ho concluso anche quello che era l'argomento che vi ho detto oggi. Vi ho parlato degli errori da non commettere assolutissimamente, vi ho parlato di un bel cappello generale e andremo avanti e scenderemo sempre più nel dettaglio. Non dimenticatevi mai che non è importante il cosa, ma è importante il come. Ricordatevi la qualità, ricordatevi il tempo e ci vediamo nelle prossime dirette. Ciao a tutti, buona giornata e buon rientro alla vostra quotidianità,